Via libera del Consiglio regionale alla riforma del bonus benzina, che entra in una nuova fase tutta digitale. Con l'approvazione del disegno di legge 65 viene aggiornata la normativa sui carburanti agevolati, mantenendone l'impianto originario ma superando definitivamente tessere fisiche e POS, ormai considerati obsoleti e costosi. Nella spiegazione delle novità, l'assessore d'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro, intervistato ieri nel corso di Ring, commenta anche la proposta della creazione dei distributori a marchio Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo del pubblico non è fare benzinaio, non è fare concorrenza ai benzinai, è andare a colmare le lacune che oggi ci sono, non dovute ai benzinai, ma perché è non conveniente farlo. Penso ai distributori di carburante marini, lì non sono convenienti, quindi bisogna intervenire con dei sostegni. Per esempio penso agli orari, che non sono convenienti aprire il sabato pomeriggio e la domenica. Il sistema si baserà sugli smartphone con due applicazioni dedicate, una per i cittadini che potranno generare un QR code da mostrare al distributore per ottenere lo sconto e consultare storico dei rifornimenti e prezzi, e una per i gestori chiamati a leggere i codici ed effettuare le operazioni. Il QR code potrà essere richiesto online tramite il portale regionale o agli URP dei capoluoghi e di Tolmezzo, andando così a sgravare da impegni le camere di commercio. Cambiano anche le regole di gestione. Dal 1 febbraio la governance passerà interamente alla regione, con la direzione centrale difesa dell'ambiente ed energia, mentre la parte informatica sarà affidata ad Insiel. È venuto meno la possibilità di andare a prendere la plastica perché non funzionano più i POS, non funzioneranno e neppure quel tipo di tecnologia. Quindi siamo aggiornati, però chi non ha la possibilità o non ha il telefonino adatto può tranquillamente attivarlo negli uffici della regione, gli URP regionali, ce ne sono 4, uno per ogni provincia e uno a Tolmezzo, lo potranno fare da soli in forma elettronica oppure potranno chiamare un numero verde e si vedranno recapitati a casa entro 60 giorni appunto il QR code cartaceo. Il nuovo sistema digitale diventerà lo standard dal 1 febbraio, ma per tutto l'anno sarà possibile usare anche le vecchie tessere, in regime di proroga tecnica. La legge introduce infine un giro di vite contro gli abusi. Vietata la cessione del QR code e previste sanzioni fino a 400 euro per gli utenti e fino a 2000 euro con sospensione dell'abilitazione per i gestori in caso di irregolarità.